Pozdravljeni. Pred nami je tretji in zadnji del klepeta z legendo Formule 1, Giancarlom Minardijem. V tem tretjem delu sva se pa z Giancarlom Minardijem pogovarjala o tematiki, katera redko kdaj zavije v medije, ki se ukvarjajo s Formulo 1. Govorila sva o nas, o navdušencih in navijačih. Namreč, kdor sledi mojim prispevkom, je verjetno zapazil, da redko kdaj ponavljam ene in iste zadeve, vsaj trudim se. A imam nekaj izjem in ena izmed teh izjem je ta, da v Formuli 1 je treba navijati za nekoga in ne proti nekomu. A verjetno Giancarlo tudi sam si opazil, da na podelitvi nagrad na marsikateri dirki smo že lahko zaslišali žvižge pod odrom. Po drugi strani v raznih medijih, v raznih komentarjih lahko prebiramo, da v Formuli 1 se zadeve spreminjajo. Pravzaprav dobivamo občutke, da nekateri gojijo sovražna čustva do nekoga in ne razumejo, da v Formuli 1 so bistvene dirke. Seveda, vsi smo veseli, če zmaga tisti, ki nam je najbolj simpatičen. To ne sme pomeniti, da onemu drugemu moramo želeti slabo. Je po tvojem ta situacija že malo skrenila iz tiste prave poti, obstaja še pot nazaj in kaj lahko vsi mi storimo, da bo zadeva prišla spet v tisto smer, katera je, vsaj po mojem mnenju, tista prava? Questo probabilmente è un po' colpa di tutti quelli che vogliono creare dei miti, vogliono creare degli antagonismi, vogliono creare delle piccole battaglie che magari non esistono realmente in pista. Purtroppo l'avvento moderno, i siti, internet, WhatsApp, tutto quello che di moderno c'è, io sono un po' vecchio, hanno un po' degenerato quello che è l'informazione, perché oggi chiunque si può permettere di scrivere un articolo, difficilmente viene sconfessato perché non vale la pena o perché non ci sono strumenti per poterlo sconfessare, e quindi devo dire che il giornalismo rispetto ai miei anni è un po' cambiato, è un po' degenerato in un certo senso. Mancano le firme storiche che hanno vissuto un po' per anzianità, un po' perché il mondo va avanti, e che hanno vissuto la storia degli anni 60, 70, 80, perché io insisto che non c'è un presente e un futuro se non ci fosse stato un passato, e per cui nel passato anche quello che tu stavi dicendo, nell'automobilismo non c'è mai stato il tifo come nel calcio, non ci sono mai state gente che si è presa a botte se non perché avevano bevuto una birra in più, perché difendevano un pilota a discapito di un altro. È più diventato negli ultimi periodi, però è ancora gestibile, è ancora, secondo me, un mondo abbastanza, l'abbiamo vissuto domenica con Russell, cioè il mondo tifava Russell, poi indipendentemente che fosse Mercedes o Ferrari. Chiaro che se vinceva Leclerc, una buona fetta, perché la storia dell'automobilismo molto l'ha fatta la Ferrari, avrebbe goduto, però domenica abbiamo vissuto, almeno letto e seguito, che il mondo intero ha tifato per Russell, perché ha dimostrato alla prima gara di avere delle qualità fuori del comune, per cui per fortuna un po' è cambiato rispetto ai miei tempi, ma è ancora recuperabile. Non c'è il tifo del calcio dove vanno con i bastoni di legno e ti danno le botte se tu non tifi per la squadra o sei contro la tua squadra. Certamente una politica di informazione più asettica, più neutrale, probabilmente renderebbe meno feroce
il tifo verso il proprio protetto, la squadra protetta, e probabilmente se ci fosse più cambi nell'arco degli anni di un pilota che cambia più squadre, ci sarebbe probabilmente anche meno diatriba tra i vari costruttori. Sedaj mi je prišlo na misel, ampak a si zapazil, da ena izmed poglavitnih kritik sodobne Formule 1 je ta, da je izjemno kompleksna, da navdušenci ne razumejo Formule 1, ne razumejo bolidov, ne razumejo pravil, ampak a ni vloga pravzaprav medijev, vseh nas, da razložimo, zakaj gre. Kajti, ukolikor je določena stvar razložena in argumentirana, jo bodo ljudje razumeli. Kolikor stalno ponavljamo, da stvari so preveč kompleksne, bomo v taki situaciji, kot je sedaj. Dal ti bom primer. Kot veš, se malce trudim bolj za zabavo tudi spremljati dirke v živo svetovnega prvenstva Formule 1. In mojim sledilcem ponudim za vsako dirko tiste 4 možne strategije, katere sam predvidevam doma iz mojega kavča, da se bodo tudi zgodile na dirki. In verjel ali ne, ponavadi od tistih 4 napovedi 3 zadanem. Problem je, da naredim primerjavo s tistim, kar nam na primer ponudi Pirelli. In tam se pogosto krat zgodi, da niti ena izmed 3 ponujenih variant ni izvršena v sami dirki. Naprimer na veliki nagradi Shakirja v prvi varianti so nekako zagovarjali strategijo z 2 stintoma na pneumatiki hard, medtem ko so dobro vedeli, da ima vsak voznik na razpolago samo en komplet tiste trdote. Ne vem, jaz sem doma in to nekako bolj za šalo kot za res naredim, oni imajo vse podatke in naredijo, po mojem osebnem mnenju, večjo zmedo med navdušenci. Se ti ne zdi, da tudi na tem področju bi bilo treba nekaj narediti? Hai toccato un tasto che condivido, nel senso che oggi è estremamente difficile raccontare la Formula 1. Noi in Italia oltretutto è monocolore, è molto rossa l'informazione, e soprattutto è difficile fare quelle analisi che tu stai dicendo, che bravo se le fai anticipatamente, per cui la gente si rimette a quello che dice Mario Isola nel caso della Pirelli, il quale è in difficoltà a raccontarti la verità, perché lui c'ha in mano gli strumenti, c'ha in mano tutto quello che può accadere e succedere. È chiaro che non te lo può anticipare, perché sarebbe scorretto per l'informazione. Quello che io sostengo è che una Formula 1 più libera probabilmente ti permetterebbe di essere meno legato ai cambi gomme, meno legato alle strategie che oggi fanno la differenza in Formula 1. Con questo oggi, con una monogomma e con un'esasperazione dal lato tecnico, è chiaro che una strategia azzeccata può fare la differenza. Però se noi abbiamo che gli ingegneri, che sono bravissimi, tu pensi che dal 2020 al 2021 hanno fatto il conto di cavare o di ottenere 10 punti in meno di carico aerodinamico. Mi giungono voci che alcuni team, uno su tutti la Mercedes, ha già recuperato oggi quello che è il gap che avevano cercato di fermare per diminuire i rischi, la pericolosità e quindi le prestazioni sul giro, tant'è vero che la stessa Pirelli è corsa ai ripari per cambiare la struttura delle gomme, onde evitare che delle gomme costruite 2 anni fa diventino per quello che è l'evoluzione tecnica della vettura, tant'è che anche quest'anno in alcune occasioni i problemi che hanno dato le gomme in pista non preventivati hanno fatto sì che è una gomma del 2019 deliberata alla fine del 2018, quindi l'evoluzione tecnica della macchina ha messo in difficoltà quello che era lo standard delle gomme costruite. Quindi io credo che la prima cosa sia spiegare meglio
quello che è la Formula 1 di oggi, che ripeto, e l'hai detto tu e io lo sottolineo, non è facile. Non è facile perché si va dalle strategie, si va dalla differenza di gomme, si va dalle power unit, si va dal fatto che con 3 motori si fa una stagione. Ai miei tempi si usava un motore il venerdì, uno il sabato e uno la domenica, con dei budget anche loro abbastanza pesanti e con dei chilometri che non potevi superare i 310 km, quando un Gran Premio mediamente è 306 km. Quindi il mondo è cambiato un po', va spiegato tutto questo, non è facile da spiegare. A mio parere bisogna avere alle spalle un background di anni di esperienza vicino alla Formula 1 e non è facile stare sia aggiornati e seguire questa Formula 1. To je bilo tudi moje zadnje vprašanje. Izkoristil bom priložnost, ker smo v tem predprazničnem času, da ti bom voščil vse naj tebi in tvojim bližnjim v prihajajočih božičnih in novoletnih praznikih in ostani tak, kot si, kajti rabimo te. Vsi mi, ki imamo radi Formulo 1. Ti ringrazio, anch'io ti ricambio tanti auguri e quindi spero che tu faccia un sereno Natale, ma soprattutto abbiamo tutti bisogno di avere un 2021 migliore del 2020 per tanti motivi, sia professionali, familiari, eccetera. Še enkrat, Giancarlo, hvala za ves čas in trud, ki si ga vzel, da si odgovoril na ta moja enostavna vprašanja. Soprattutto a questo tipo di domande sono disponibili, perché vedi, oggi tu hai fatto una cosa, un'intervista che onestamente è un po' che non faccio, perché abbiamo affrontato i problemi della Formula 1, affrontato i problemi attuali e passati. Oggi più che altro ti chiedono cosa pensi di Hamilton, cosa pensi di Leclerc, è finito Vettel, forse non era neanche mai cominciato, cioè non si affrontano i problemi come stai affrontando te, quindi ti faccio anche i complimenti per il tipo di domande che mi hai fatto. V teh besedah Giancarla Minardija nimam kaj dodati, lahko samo rečem hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.